Esposto in procura a Treviso contro Matteo Salvini da parte di 5 esponenti della sinistra, l'accusa istigazione all'odio razziale per le sue frasi sui migranti, Zaia assurdo da re, denunciate anche me. Jesolo sotto shock per il caso della 15enne in vacanza violentata in spiaggia da uno straniero, era uscita con gli amici poi si era allontanata, la rabbia della comunità, indaga la polizia. Un 24enne di Trissino in carcere in Libano da 6 mesi sarebbe stato arrestato per aver scattato delle foto ad una base militare, attivati Consolato e Farnesina. Emergenza West Nile, continuano i disagi, la Regione Veneto vara un piano straordinario di disinfestazione che potrebbe prendere il via già ai primi di settembre. Raggiravano anziani con la truffa del finto incidente, padre e figlio arrestati a Napoli dai carabinieri di Portogruaro, una delle vittime racconta la sua esperienza ai nostri microfoni. In queste ore in arrivo l'ondata di perturbazioni che potrebbero creare criticità in tutto il Veneto e sulle Dolomiti prevista neve tra sabato e domenica, rischio valanghe da lunedì. 100 anni fa la prima esecuzione della canzone del Grappa, commemorazione nei comuni del Massiccio, l'assessore Donazzan venga insegnata nelle scuole. È il carabiniere più longevo d'Italia, festeggia oggi a Bassano del Grappa 109 anni, l'ha contato Giovanni Quarisa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È stata presentata in procura a Treviso una denuncia per istigazione all'odio razziale. Nel vidino alcune frasi su migranti e rom del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sentiamo. Istigazione all'odio razziale, questa è l'ipotesi di reato per la quale 5 trevigiani hanno presentato denuncia in procura contro Matteo Salvini. L'atto, firmato da Luigi Calesso, Gabriella Casagrande, Marta Cassano, Said Caibi e Renato Zanivan, tutti legati alla sinistra cittadina, Caibi era stato anche candidato alle ultime amministrative per Coalizione Civica, fa riferimento ad una serie di affermazioni del ministro dell'Interno relativamente a immigrati e rom, affermazioni pubblicate in diverse interviste al leader del Carroccio sulla stampa nazionale oltre che sui social media. Per verificare se nelle sue affermazioni ripetute, ormai quelle che conosciamo tutti, la pacchia dei migranti, gli immigrati che per troppi anni hanno vissuto alle nostre spalle, i rom da censire, se in queste dichiarazioni di larga conoscenza si ravvisino gli estremi per la violazione delle norme in materia di istigazione all'odio razziale e etnico. La denuncia è corredata dalle copie degli articoli cui si fa riferimento e da una rassegna di commenti sui siti internet e Facebook, i quali, secondo i firmatari della denuncia, contribuiscono a diffondere nell'opinione pubblica sentimenti di odio su base razziale ed etnica. Questo inevitabilmente crea ostilità nei confronti degli stranieri nel nostro paese, ostilità che poi negli ultimi mesi si è anche concretizzata in veri e propri atti di violenza. Quindi noi chiediamo alla Procura della Repubblica di verificare se nelle affermazioni del senatore Salvini ci sono gli estremi per imputarlo ai sensi di violazione della ex legge Mancino, oggi entrata a pieno titolo nel codice penale, proprio per istigazione all'odio razziale. La vicenda della nave Diciotti, ribadiscono i 5 firmatari, non ha influenzato direttamente la formalizzazione della denuncia, alla quale stavano lavorando già da tempo, ma ha comunque dato loro ulteriore conferma dell'azione. Questa vicenda dimostra ancora una volta come si tenti di utilizzare le proprie competenze istituzionali per ottenere dei risultati che vanno ben al di là appunto dei compiti che un Ministro della Repubblica dovrebbe avere. E non si sono fatte attendere le reazioni dei leghisti, sentiamo. È straordinario pensare che esponenti di sinistra denuncino il Ministro degli Interni Salvini perché fa il Ministro degli Interni. Voglio ricordare che quando governavano loro sono arrivati almeno 700.000 immigrati in Italia, più o meno 160-170.000 all'anno, e i dati ufficiali, non quelli dell'ufficio di qualche partito o della Lega, ma i dati ufficiali ci dicono che fatto 100 solo 7 immigrati, quindi solo il 7% è scappato dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni. Quindi stiamo ospitando il 93% di questi 700.000 migranti senza averne titolo, perché abbiamo i nostri veneti, i nostri cittadini italiani
che vivono in difficoltà e magari nessuno gli aiuta. Quindi pensare che qualcuno denuncia il Ministro degli Interni per istigazione all'odio razziale per me significa che denunci un ministro perché fa il ministro. Così il presidente della Regione del Veneto Zaia commenta la denuncia presentata a Treviso nei confronti di Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. La Lega compatta fa quadrato attorno al leader con il segretario della Liga, Gian Antonio D'Arè, che rincara la dose. Vorrei essere denunciato anch'io assieme a Salvini, perché penso che difendere il proprio territorio sia una cosa dovuta e il ministro Salvini sta facendo questo. Se poi per loro non va bene e bisogna essere denunciati, voglio partecipare anch'io in maniera attiva ed essere denunciato anch'io. Saluti e baci a Cip e Ciop. Del resto lo stesso Salvini non ha mai fatto mistero delle sue opinioni, postando questo video nei giorni scorsi nel quale commentava l'ipotesi di denunce relativamente all'ultimo episodio della nave Diciotti. Ho le spalle larghe, penso di avere il sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, dirò di più, anche della stragrande maggioranza degli immigrati regolari e per bene che sono in Italia, e mi dicono: Salvini chiudi, Salvini controlla, Salvini ci vogliono regole, rispetto, ordine, sicurezza, pulizia. Questo faccio, questo sono pagato per fare. Mi volete indagare? Indagatemi, mi volete processare? Processatemi. E continuiamo a parlare di migranti andando a Rossano Veneto. Sentite cosa succede. La cooperativa non passerà. Continua la battaglia del sindaco di Rossano Veneto contro l'arrivo di un gruppo di richiedenti asilo nel suo comune, 24 in tutto. La palazzina che dovrebbe ospitare i profughi, usare il condizionale in questa storia è d'obbligo, è stata dichiarata non agibile. Questa è la prima contromossa del sindaco. Abbiamo dichiarato l'inagibilità temporanea dello stabile. Per poterlo rendere a norma sono necessari dei lavori importanti di ristrutturazione e al momento nello stabile stesso c'è un cartello con scritto vendesi. La seconda contromossa riguarda la società stessa. Il primo cittadino di Rossano ha inviato al Ministero una richiesta di verifica. La Martini sembra aver trovato l'asso da potersi giocare all'ultimo momento in questa partita. Abbiamo inviato al Ministero per lo Sviluppo Economico la richiesta di verifica. In questi giorni è partita anche un'integrazione alla luce di alcune fragilità, chiamiamole così, che sono emerse nella lettura dei documenti di questa società e abbiamo chiesto appunto una verifica sia sulla società, cioè sul fatto che possa effettivamente gestire i richiedenti asilo, sia sulle persone che la compongono. Se sarà necessario, comunque il primo cittadino di Rossano si dice disposta anche a seguire le vie legali. Assicuro massima attenzione ai miei concittadini, come ho avuto già modo di dire, non mi fermo qua, se ci sono da fare delle denunce le faremo e niente, io sono stata eletta per garantire la sicurezza di chi abita a Rossano e di chi intende venire ad abitare a Rossano e quindi questa per me è la priorità, è e resta la priorità della mia amministrazione. La cronaca ora dal veneziano, Jesolo sotto shock dopo la notizia di una ragazzina di 15 anni che è stata violentata in spiaggia. Sentiamo. Aveva avuto il permesso dai familiari di trascorrere una serata con degli amici a Jesolo, ma per una 15enne residente in Friuli Venezia Giulia si è rivelato un incubo. Nella notte tra mercoledì e giovedì verso le 3 ha subito una violenza sessuale in spiaggia. Ad un certo punto la ragazza avrebbe lasciato il gruppo di amici per raggiungere la spiaggia insieme ad un uomo che probabilmente aveva appena conosciuto, dopodiché sarebbe avvenuto lo stupro. Sulla vicenda stanno indagando il commissariato di Jesolo e la squadra mobile di Venezia, mentre la procura dei minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della giovane. La dinamica è ancora al vaglio. Dopo essersi allontanata dal gruppo, non è chiaro se fossero in un locale o già in spiaggia, e aver subito lo stupro, la 15enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme al 113, chiamati da un passante che aveva sentito le sue urla. È stata poi portata nell'ospedale di San Donà di Piave, dove le analisi hanno confermato la violenza. Quando sono intervenute le forze dell'ordine e l'ambulanza, la 15enne era in stato di shock e dell'aggressore non c'era più nessuna traccia.
E mentre il primo cittadino di Jesolo annuncia la necessità di dover potenziare ulteriormente i controlli notturni, alcuni cittadini non vedono di buon occhio il fatto che una quindicenne andasse in giro alle 3 di notte. Sentiamo. È doveroso da parte mia, ma diciamo della città di Jesolo, la vicinanza alla ragazza e alla famiglia, perché certe cose non dovrebbero succedere. Ma è strano che Piazza Mazzini, che quest'anno tra l'altro ci siamo impegnati al massimo, è super controllata non solo dalla polizia locale e quindi da noi, ma anche dalle altre forze dell'ordine, succedono queste cose, ma purtroppo c'è una concentrazione di tantissima gente e quindi purtroppo succede anche l'inevitabile. Scosso anche il primo cittadino all'indomani dell'accaduto. E mentre al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per trovare lo stupratore della quindicenne, il sindaco valuta la necessità di potenziare ulteriormente i controlli. Credo che servirà potenziare ancora di più il controllo soprattutto di quella zona, perché quella zona è quella dove si concentrano migliaia e migliaia di giovani in agosto, ma anche fine settimana, durante tutta l'estate, e sarà da potenziare un attimino i controlli, quindi da parte nostra ma anche dalle forze di polizia, da una certa ora della notte in poi, perché c'è un super controllo con diverse auto e agenti della polizia locale, dei carabinieri, della polizia di Stato e anche guardia di finanza fino alle 2:30 e dopo c'è un po' meno controllo, quindi sarà da aumentare e crescere questo controllo anche dopo. Più critici invece i cittadini. Cosa faceva in giro sta ragazza alle 3 di notte da sola o comunque senza una compagnia? Per cui la notizia per come l'ho presa andrebbe valutata, però certo una ragazzina da sola a 15 anni di notte no, tesoro no. Io dico solo una cosa, che una bambina di 15 una ragazza di 15 anni a mezzanotte dovrebbe rientrare a casa, solo quello. Poi bisogna capire com'è la situazione, sembra che sia poi un fatto un po' occasionale, perché non è mai successo niente qua. A 15 anni non penso che si abbia molta maturità, poi sono i genitori che devono imporre un certo orario, almeno io sono di un'altra generazione eventualmente, però insomma la colpa è secondo me anche dei genitori. Secondo me i genitori dovrebbero avere un po' più di sorveglianza e guardarli un po' meglio i ragazzi. A Vicenza ora scatta foto proibite, un vicentino è in carcere, pensate, da 6 mesi in Libano. Sentiamo. Trissino, la madre non riesce più a mettersi in contatto col figlio. Il giovane, 24 anni, sarebbe stato arrestato a marzo, 2 giorni dopo il suo arrivo in Libano, forse per aver scattato delle foto a una base militare. Ora sarebbe detenuto in una caserma del paese medio orientale, non si sa ancora con che accuse. I siti militari in Libano sarebbero in allerta per possibili attacchi di organizzazioni criminali con fini terroristici. Dunque, per ragioni di sicurezza è vietato qualsiasi rilievo, anche fotografico, delle caserme. Al momento non è chiaro se il giovane abbia davvero scattato quelle foto e perché. Da qui la delicatezza del caso, di cui si stanno occupando anche il consolato italiano e la Farnesina, mentre la senatrice vicentina Daniela Sbrollini ha già annunciato che la settimana prossima presenterà un'interrogazione parlamentare per far luce sulla vicenda. Ed ora torniamo a parlare dell'epidemia di West Nile, un piano straordinario anti-zanzare della regione è pronto per partire, pronti 500.000 euro per trattamenti in tutto il Veneto. I sindaci apprezzano, ma dicono che l'anno prossimo bisognerà muoversi molto prima. Sentiamo. Zanzare, parte il piano straordinario di disinfestazione della regione. Lo ha annunciato l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto dopo una serie di valutazioni fatte con i vertici del settore sociosanitario regionale. Si passa alle maniere forti, a tappeto, anche se purtroppo solo dai primi di settembre, contro la zanzara Culex pipiens o zanzara comune, che trasporta il virus della febbre del nido. Un intervento radicale, spiega Coletto, di disinfestazione sia adulticida che larvicida.
Il costo dell'operazione si aggira tra i 400 e i 500 mila euro che verranno stanziati dalla Regione. Una boccata d'ossigeno per le casse degli enti locali di tutto il Veneto, che in queste settimane si sono fatti carico di spese ingenti, anche di decine di migliaia di euro, per le disinfestazioni straordinarie. I sindaci chiedono che nel 2019 ci si muova però prima, con maggiori interventi di prevenzione del fenomeno zanzare, appena si preveda il ripetersi di un'altra estate con clima tropicale molto caldo e umido. Quindi io chiedo che l'anno prossimo la Regione, tutta l'attività che ha sempre coperto a posteriori per l'attività emergenziale, tutte quelle risorse lì vengano impiegate per un'attività ordinaria di prevenzione in accordo con gli enti locali e tutti gli enti strumentali della Regione stessa, cioè la società civile e le istituzioni devono fare un unico tavolo per traguardare l'anno prossimo questo tipo di attività e in maniera preventiva e non successiva al momento dell'emergenza. Truffavano gli anziani del nord-est col trucco del falso incidente. I carabinieri di Portogruaro hanno arrestato nel napoletano una coppia, padre e figlio, responsabili di almeno 11 episodi di truffa. Sentiamo. Hanno colpito nei territori delle regioni Veneto e Friuli e anche in maniera estemporanea, abbiamo verificato, anche in Puglia. I due sono padre e figlio, quindi potremmo definire anche un affare di famiglia questa attività. Un affare di famiglia gestito con modalità spregiudicate ai limiti della violenza psicologica che annichiliva le vittime. In almeno un caso a San Vito al Tagliamento ha causato un malore grave a un'anziana costretta al ricovero in ospedale. Ciro e Mario Gallo, padre e figlio, 52 anni il primo, 29 il secondo, sono stati arrestati dai carabinieri questa mattina a Secondigliano per truffa aggravata continuata in concorso. La coppia partiva dal quartiere della periferia nord di Napoli almeno una volta alla settimana, direzione nord-est, e fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in poco più di 2 mesi, fra fine ottobre 2017 e gennaio 2018, padre e figlio si sono resi responsabili di almeno 11 episodi di truffa, tra tentate e consumate, ai danni di anziani, per un danno complessivo di circa 25.000 euro. Questo conto non può dare l'idea del danno che in realtà hanno creato alla collettività a queste persone, perché poi in realtà dietro a queste vicende ci sono storie umane che abbiamo potuto apprezzare e che hanno determinato sicuramente ripercussioni anche gravi nelle vittime. La modalità della truffa è quella collaudata del finto incidente. Alle vittime si riferiva che un loro congiunto era stato arrestato per avere causato un incidente stradale e che erano necessari denaro o monili in oro per pagare la cauzione. Poco importa che l'istituto della cauzione in Italia non esista. Il tono della telefonata era perentorio e minaccioso, al punto da costringere i malcapitati a sborsare soldi e oro. Da San Sino di Livenza a San Vito al Tagliamento, da Casarsa a Ceggia. In un caso una 69enne ha consegnato a Mario Gallo 4.700 euro in contanti e oro per un valore di 5.000 euro. Per qualche settimana a novembre padre e figlio si spostano in Puglia, ma in Veneto rientrano il 29 novembre. A San Donà l'improvviso rientro di un familiare durante la consegna dei soldi mette in fuga il finto avvocato che, per guadagnare l'uscita dalla casa con 2.700 euro in saccoccia, spintona il nipote della vittima. Il giorno dopo l'80enne che riceve la telefonata viene colta da malore, così al finto maresciallo che le annuncia l'incidente non resta che riparare su una 75enne di Casarsa della Delizia. La truffa in questo caso va in porto, oro e denaro prendono il volo assieme a una tessera bancomat che viene immediatamente utilizzata per un prelievo di 350 euro. L'ultimo episodio, l'8 gennaio a Scorzè, viene immediatamente segnalato ai carabinieri che riescono a intercettare l'auto sulla quale viaggiano 2 complici della coppia che risultano indagati. Ma l'ambito delle truffe agli anziani pare molto esteso. Qualche settimana fa altre 2 persone sono state arrestate dai carabinieri al termine di un'indagine parallela condotta dalla Procura di Pordenone. Oggi l'importante per noi è capire anche se dietro a questi gruppi che si muovono sul territorio nazionale vi sia una regia comune e vi sia in realtà qualcosa di ben più strutturato e diverso rispetto a 4 che partono in autonomia da Napoli verso il nord piuttosto che in altre aree del sud alla ricerca di facili guadagni. E una delle numerose vittime di questa coppia di truffatori arrestata dai carabinieri ha accettato di raccontarci la sua disavventura. Sentiamo. Signora, ci racconta che cosa è accaduto quel giorno? Mi è arrivata la telefonata dicendomi che mio figlio, che lavora a Fiume Veneto, aveva avuto un gravissimo incidente. Mio marito era seduto nel divano, lo chiamo e gli ho detto: Bertino, vieni, che William ha avuto un grave incidente, non parla,
e bisognava andare a vedere. Questo signore che la chiama, no? Le dice di essere un avvocato. L'avvocato dell'assicurazione, però io ho detto che non aveva pagato, ecco mi ricordo questo particolare, che non aveva pagato l'assicurazione. Gli ho detto a mio marito: prova a fare il numero dei carabinieri, vediamo se ti rispondono, per sapere anche se doveva andare via. Suo marito prova a chiamare i carabinieri, che cosa succede? Dall'altra parte risponde carabinieri di Casarsa, però non erano i carabinieri e le hanno detto appunto che aveva avuto questo incidente. Allora ho detto: prendi la macchina e vai a vedere. Mio marito è partito, 5 minuti dopo mi giro come così e mi vedo uno dietro le spalle. Lui era già lì nei nostri paraggi, in pratica. È venuto dentro, mi ha chiesto mi dia subito l'oro, quello che ha potuto, soldi che ha e il bancomat. Io come una stupida glieli ho dati, ho dato soldi, ho dato oro. Addirittura mi aveva detto di pesarlo l'oro, che bisognava avere 160 grammi di oro. Io ho fatto tutto questo, proprio come fossi stata in trance, una cosa del genere, ecco. Quando ha realizzato che era stata vittima di una truffa? Questo l'ho realizzato quando questo qua ha preso quello che ha preso ed è uscito, no? È arrivato a casa mio figlio. Io quando ho visto mio figlio ero fra il frigo e la tavola che abbiamo lì in casa, sono svenuta. Lei è convinta che non capiterà più niente? No, non sono ancora convinta, ma ora quando sono entrata qua stamattina che il comandante lì mi ha detto che li hanno presi, ho visto come una luce diversa nelle stanze. Ci fermiamo ora per qualche istante, linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È già arrivata in queste ore la perturbazione che ci porta dall'estate all'autunno, temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore su tutta la regione, con crollo termico, e in montagna arriverà pure la neve. Sentiamo. Dopo il grande caldo arriva l'annunciata ondata di maltempo che porterà temporali anche di forte intensità. Pioggia, grandine e vento. Per sabato e domenica la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme per l'Alto Piave ed il Piave Pedemontano, tra le province di Belluno e Treviso, e poi per l'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, l'Adige Garda e i Monti Lessini. In queste zone potrebbero verificarsi situazioni di criticità idrogeologica dalle 8 di sabato alle 16 di domenica per il passaggio di questa forte perturbazione. E gli effetti saranno evidenti sia per quanto riguarda i fenomeni sia per quanto riguarda le temperature. Quindi prevediamo già da stanotte un aumento sensibile forte della copertura del cielo, della nuvolosità, e subito durante la notte dei fenomeni che, stante ancora l'accumulo di calore sulle nostre zone, quindi con le temperature alte, potranno essere anche di una forte intensità. E poi avremo, ecco, questi fenomeni purtroppo ci accompagneranno per gran parte della mattinata di domani. Fenomeni che dopo una pausa nel primo pomeriggio di sabato potrebbero riprendere ancora con forte intensità in serata. Per domenica la situazione cambia poco, almeno nella prima parte, quindi fenomeni intensi che poi si attenueranno, comunque continueranno, e poi nella seconda parte, quindi durante il pomeriggio, dovremo avere un miglioramento più sensibile. Quindi una situazione veramente che desta anche qualche preoccupazione. Domenica sono previsti anche venti forti di bora con mare molto mosso ed un crollo delle temperature. Per domenica, appunto, con i venti da nord-est avremo un ulteriore abbassamento delle temperature, le minime
addirittura 14, 13, 14, 15 gradi e le massime probabilmente come previsione non dovrebbero arrivare nemmeno ai 20 gradi, quindi pensate addirittura 12, 13, 14 gradi meno rispetto ai giorni scorsi. Questo tempo ormai sempre più mutato ci stupirà nel fine settimana pure con la neve in montagna che potrà arrivare anche a quote inferiori ai 2000 metri nella prima mattinata di domenica. Il manto raggiungerà i 15-25 cm a 2500 metri fino ai 30-50 cm oltre quota 3000, una situazione che renderà difficilmente percorribili i sentieri in quota e con il rischio lunedì, quando finalmente tornerà a splendere il sole, di distacchi di valanghe dai pendii più scoscesi. 100 anni fa la prima esecuzione della canzone del Grappa, commemorazioni nella giornata di oggi e questa sera nei comuni del Massiccio. L'assessore Donazzan venga insegnata nelle scuole. Grappa, tu sei la mia patria, sopra te il nostro sole risplende. 24 agosto di 100 anni fa a Villa Dolfin Boldù di Rosà per la prima volta un coro di 300 soldati intonò davanti al re Vittorio Emanuele III l'inno al Monte Grappa, diventata la canzone simbolo della Grande Guerra, un canto che doveva dare la carica, il coraggio, una voce del cuore e dell'anima. Fu Antonio Meneghetti, ufficiale di fanteria, a musicare le parole del generale Emilio De Bono, scritte a ridosso del fronte prendendo spunto da una scritta anonima apparsa sui muri di una casa della Val Cismona, allora occupata dall'esercito austriaco, che recitava appunto Monte Grappa, tu sei la mia patria. Un giorno memorabile, quello di 100 anni fa, che doveva e rappresentò un momento cruciale per dare slancio e rincuorare le truppe verso la battaglia finale sul Piave e Vittorio Veneto. Da allora il concetto di patria resterà indelebilmente legato al Monte Grappa. Oggi si commemora quel giorno in tanti comuni ai piedi del massiccio tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno. Un canto, un simbolo che anche 100 anni dopo non smette di far parlare. Di oggi la nota dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan, che chiede che la canzone del Grappa venga insegnata in tutte le scuole dei territori ai piedi del Monte Sacro alla Patria. Nella legge sul sistema educativo del Veneto che ho elaborato ed è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2017, conclude l'assessore, si dà importanza all'insegnamento di materie ed approfondimenti legati all'identità storica del Veneto nel contesto nazionale. Sono certa che sapremo così rendere più fieri e consapevoli i nostri giovani della storia gloriosa della quale la canzone del Grappa è parte integrante. È il carabiniere più longevo d'Italia e oggi l'ha puntato Giovanni Quarisa, in occasione del suo 109° compleanno, ha ricevuto gli auguri dell'Arma dei Carabinieri e della città di Bassano del Grappa, numerosi doni per celebrare il traguardo, una moneta commemorativa della Virgo Fidelis con lettera di auguri da parte del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri. Il crest del comandante interregionale Vittorio Veneto, accompagnato da lettera di congratulazione, poi un piatto in ceramica che raffigura presente il passato dell'Arma, dono del comandante provinciale di Vicenza. Il senso di appartenenza all'Arma, l'amore per l'istituzione non sono mutati nell'appuntato Quarisa, che si è commosso per l'affetto e la vicinanza dell'Arma dei Carabinieri e della cittadinanza bassanese in occasione appunto del suo 109° compleanno, e così l'anziano carabiniere ha affermato di essere già pronto per il prossimo traguardo quota 110. E questa era l'ultima notizia per l'edizione del Veneto dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi, vi lascio in chiusura le previsioni per domani. Buona serata. Ben ritrovati al meteo. Arriva una perturbazione, maltempo e clima fresco sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto peggiora decisamente il tempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà dunque molto instabile, con temporali diffusi un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni anche forti e rischio di locali nubifragi. Temperature in calo con minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 20 e 26 gradi.
Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, poche novità, situazione molto simile anche sulla nostra regione, infatti il tempo sarà spiccatamente instabile per tutto il giorno, con precipitazioni temporalesche anche di forte intensità e con rischio di fenomeni violenti in serata. Temperature in diminuzione, minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 21 e 26 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà infatti molto instabile, con rovesci e temporali diffusi un po' su tutti i settori della nostra regione e localmente anche di forte intensità. Non si escludono dei fenomeni anche violenti durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 25 e 26 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci!